della pesca ai pescatori, per primi loro dovrebbero essere, come dire, alleati in questa strategia comune. Come fare? Sarebbe bello, prima di partire a fare investimenti che sono onerosi, prima di partire anche a costruire una professionalità che sarà altrettanto onerosa, perché distogliere personale del comune, dipendenti che adesso fanno tutt'altro, far imparare a loro il mestiere di gestire un mercato ittico, anche questo è un costo per il comune. Bene, sarebbe bello avere la tranquillità e la sicurezza che almeno nella fase iniziale, che almeno per un anno, per 2 anni, ci fosse una sorta di armistizio, una tregua per cui tutti si mettono insieme, comuni, operatori privati, pescatori, si mettono insieme per vedere di far decollare sul serio questo mercato. E quindi io l'appello che sto lanciando lo rivolgo all'amministrazione, perché tocca alla maggioranza, alla giunta, darsi da fare per costruire questa base di consenso e questa convergenza, ma lo lancio anche ai pescatori, perché si sentono investiti di questa responsabilità. E quindi io lo dico, penso di parlare a nome anche di una certa parte dei cittadini di Carme che magari fanno tutt'altro mestiere, comunque pagano le tasse e dicono beh, ma per il mio lavoro anch'io sono in difficoltà economica, però il comune non mi mette niente a disposizione. Però a questi io spiego che ci sono delle leggi, comunque la pesca ha un ruolo storico, culturale nella nostra comunità, però voglio dire, le cose si fanno insieme, non può esserci l'amore ha bisogno di 2 partner, quindi ci deve essere una risposta altrettanto convinta da parte del mondo della pesca. È come se il comune di Carme spendesse tanti soldi per fare una bella scuola e poi le famiglie decidono di mandare i bambini a scuola nel comune vicino perché hanno, non so, la rete più bassa o fanno pagare meno la mensa. Sì, d'accordo, però per dire, cerchiamo di al limite lavorare insieme per far funzionare meglio quella scuola, ma non disertiamola, non facciamo che questo impegno del comune sia un impegno che va a vuoto, che sia l'ennesima dissipazione di soldi pubblici. Se noi su come sono stati, sulle scelte fatte recentemente in campo urbanistico, mi riferisco al TVR del Consorzio Pescreto, siamo stati molto critici. Perché inizialmente quel mercato ittico, secondo le promesse del sindaco Rossato, doveva essere un mercato ittico a costo zero, adesso invece stiamo spendendo 850.000 euro, perché secondo noi, anche se fosse stato a costo zero, comportava un grosso costo quel mercato fatto un cambio di quell'intervento urbanistico, eccetera, eccetera. Però ormai siamo imbarcati su questa strada, il mercato ittico vogliamo anche noi che venga completato, anche noi abbiamo paventato in passato il rischio che potesse essere oggetto di un cambio di destinazione in corso d'opera, invece verifichiamo che prendiamo atto del fatto che l'amministrazione vuole portare a termine l'opera, eppure nonostante questo atteggiamento che abbiamo avuto in passato è sempre stata chiara la nostra posizione rispetto alla necessità di far funzionare il mercato ittico, farlo stare nel centro storico, farlo stare nel cuore della città, sotto gli occhi di tutti, perché la pesca deve mantenere un ruolo centrale nella nostra comunità. E quindi adesso diciamo ben venga la gestione diretta, ma con tutte le cautele e con tutti i rischi che abbiamo evidenziato. Quindi rischi che non dipendono solo da fattori controllati direttamente dall'amministrazione, ma che richiedono anche la buona volontà e un atteggiamento costruttivo da parte dei pescatori. E qui lancio il nostro appello.
Grazie, consigliere Faro. Prego. Per dichiarazione di voto, va bene. Ci sono altri presenti? Capogruppo commisso, prego. Sì, grazie. Voglio evitare di ripetere quanto hanno detto i consiglieri Giro e Paolo, con i quali sono assolutamente d'accordo per tutti quanti. Si piace solo constatare che si arriva a questa decisione quando il paziente è morto e si siano attesi decenni prima di prendere questa decisione. Probabilmente presa qualche anno fa alcuni grossissimi problemi attuali sarebbero stati più facilmente risolvibili, e sono due sostanzialmente. Uno l'ha detto il consigliere Paolo e deriva proprio dalla storia dello sport del diritto, dalla sua frantumazione e dall'attuale situazione proprio, diciamo così, anche dei rapporti interpersonali tra i pescatori, fra le varie cooperative. Sarà difficilissimo, però è una scommessa che va giocata, che va fatta, e in questo senso secondo me servirà non usare gli aggettivi supplementare, provvisorio, eccetera. Bisognerà cercare di condurre il nuovo mercato ittico con polso fermo, perché un mercato ittico è grosso, non è totalmente di solito un collegio di educande, anzi spesso i rapporti sono anche abbastanza vivi. Serve veramente, l'esperienza degli ultimi anni lo insegna, polso fermo, un regolamento serio da rispettare e fare in modo che l'operazione del mercato sia, al di là di quello che può essere l'invito alla marineria, spiegare alla marineria che la comunità di Calo ha speso molti soldi prima per portare il mercato della pesca, poi riportarlo di qua, ma anche la stessa gestione sarà difficilmente io penso nei primi anni addirittura al prezzo di bilancio, sarà un sacrificio grosso per la comunità di Calo riuscire a mettere questo servizio in parità di bilancio, costerà dei soldi. Queste cose vanno dette e in questo senso posso anche fare una critica, se è possibile. Io ero presente l'altro ieri alla riunione indetta dal sindaco con i pescatori. Ho avuto l'impressione che non tutti abbiano colto bene quello che sarà il funzionamento del nuovo mercato. Quindi invito, che faccio così perché ho sentito qualcuno, a parte quello che parlava di causa patrimonio, che forse non aveva colto alcune cose, ma uscendo qualcuno mi ha chiesto, però io sono obbligato a portare il pesce in pesceria nel mercato ittico, quindi forse una maggiore informazione più dettagliata può essere possibile, mi auguro che lo sia. Quindi dicevo, non solo tutti i soldi che sono stati spesi e quello che è stato dal punto di vista anche urbanistico, anche di lotte anche politiche, anche di un certo periodo. Su questa cosa dovremmo purtroppo tirare una linea, dire siamo arrivati a questo punto, il paziente è morto, dobbiamo farlo risuscitare in qualche modo. Mi congratulo che ci sia la volontà di ricercare per il personale attualmente disponibile dall'amministrazione comunale figure che spero abbiano le caratteristiche che ho indicato prima, e in ogni caso, come ci ha spiegato lei, alcune figure non sono a disposizione, tipo il veterinario o l'attuatore, come saranno veramente da rivedere all'esterno, quindi saranno spese da sostenere. Io mi auguro veramente che ci sia, dicevo prima, non usiamo quegli aggettivi così morbidi, ci sia la volontà, non 3 mesi, ce ne vorranno molti di più per arrivare a quella che è in definitiva il servizio per la comunità dei pescatori e anche, come dire, l'azzeramento della spesa da parte di tutta la comunità. Ci vorranno, io penso, degli anni, non voglio essere pessimista, e in questo senso invito l'organizzazione ad assumere un atteggiamento più deciso rispetto a quella sperimentazione, a quella provvisorietà che si
questa delibera. Comunque come dichiarazione di voto sicuramente dopo la domanda. Grazie, capogruppo Commisso. Capogruppo Don Bello. Volevo partecipare anche alla nostra maggioranza, naturalmente esprime questo indirizzo in ordine alla gestione del mercato politico comunale, e però lo precisa molto bene, c'è una parola molto chiara questa delibera, che individua nell'amministrazione pubblica della regia, cioè qui si dice se una regia ha partecipazione comunale e amministrativa, che questo vuol dire a carico valorizzare il prodotto e i produttori attraverso gli strumenti, attraverso lo strumento del mercato politico, cioè la struttura e la gestione all'interno di una struttura pubblica, di un'attività che implica sicuramente dei costi, ma come in ogni attività, sia quella della pesca o che sia di qualsiasi altro genere, quando si parla di pesca si parla di un parto del primario che sta soffrendo in qualsiasi situazione, crisi economica, forse l'aveva subita prima ancora. Quindi qui c'è una volontà, ma c'era questa volontà credo anche 15 anni fa, di individuare il modo di valorizzare il prodotto e tenere in considerazione quelli che sono i produttori. Quindi c'è una regia, poi se questa regia è condotta in modo monitorato, controllato e che assume delle caratteristiche di regola di gestione accurata, sicuramente poi i profitti e i risultati si avranno. Ecco che da lì poi credo che sia con i proclami o con la propaganda che si possa ottenere dei risultati, è che ognuno, in questo caso l'amministrazione pubblica, tende a valorizzare un prodotto dei produttori. Farei attenzione di non creare un velo sul fatto che la pesca a cavole è vero che rappresenta un fattore storico, è vero che rappresenta un'azione promozionale turistica, ma non è quello che noi dobbiamo istificare, sono i produttori e il prodotto sostanzialmente meritano di essere considerati in questo nostro territorio. Non credo che i costi devono essere valutati fine a se stessi, perché anche la stessa, lo fanno tante imprese che cambiano indirizzo, la formazione dei propri dipendenti rivolto a tenere in considerazione quelle che sono le novità dal punto di vista economico, un investimento non è un costo. E quindi credo, ma lo vogliamo noi, questa maggioranza, lo vogliamo noi amministrazione, ma lo vogliamo tutti i consiglieri, nel senso che passo dopo passo le cose andranno valutate, andranno, se c'è qualcosa da rettificare, andrà rettificato, si valuteranno passo dopo passo quelle che sono le risultanze. Naturalmente credo che quando ognuno farà la propria parte senza nulla togliere a nessuno, si avranno sicuramente dei risultati. Vi devo ricordare che 15 anni fa era in corso il fallimento del mercato ittico e nonostante tutto i produttori, alcuni produttori non erano molti allora, hanno ripreso la volontà e la gestione in Italia
del mercato ittico. Quindi credo che le cose questa nuova impresa, dico impresa come mercato ittico, non come impresa figurata, sicuramente se viene valutata per quello che è, ci sono dei rischi, ma quali imprese non assumono rischi di questo tempo, poi dobbiamo dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista pubblico valorizzare prodotto e produttori. Penso che questa sia la strada da intraprendere. Grazie Presidente. Io non mi ripeterò e mi richiamo pertanto alle considerazioni già espresse dal consigliere Paolo, come anche le condivisibili considerazioni del consigliere Gino. Ritengo però, al fine anche di motivare il voto, che sarà un voto di estensione sul punto, dicevo di sottolineare un aspetto. Qui il Consiglio Comunale è chiamato a esprimere il voto su degli indirizzi che però è già stato anche sottolineato da chi mi ha preceduto, si riferiscono però ad una fase sperimentale, che di per sé è indice del fatto che ancora non si vede chiaro su quelle che sono effettivamente gli effettivi indirizzi da offrire alla gestione diretta da parte del Comune di Capri. Tra l'altro mi permetto di avanzare una proposta, magari possa pure essere inserita in questo testo di delibera, che è questa. Partendo dalla premessa fatta dall'amministrazione, dove si indica l'avvenuta soppressione della commissione di mercato, bene, sì, è vero che questo discende da un provvedimento normativo che implica questo tipo di conseguenze, ma è anche pur vero che nell'ottica della partecipazione diretta e anche del coinvolgimento degli attori del mondo della pesca, forse sarebbe opportuno dar vita alla consulta della pesca, quale organo permanente di confronto diretto tra il mondo della pesca e l'amministrazione. Beh, fidarsi bene e non fidarsi è meglio, per carità voi avete senz'altro illustrato quelle che sono le condivisibili aspettative di uno svolgimento del mercato ittico comunale. Speriamo che all'esito di questo periodo sperimentale le idee dell'amministrazione siano fortificate e quando ci troveremo ad adottare il successivo atto di consiglio magari si possa anche prendere atto della Grazie Capogruppo Borin. Dichiarazione di voto? Sì, no, la dichiarazione di voto è già fatta, solo che il consigliere Borin mi ha fatto ricordare che adottando il regolamento, quello del 98, ma escludendo la possibilità della commissione, c'è una specie di vacanza e quindi propongono che a sopperire la mancanza della commissione sia la commissione pesca del Consiglio Comunale. Mi pare sia l'organo più adatto a parlare di questi temi. Lascio la parola al sindaco. Allora, credo di presentare punti secondo l'ordine degli interventi. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Giro, voglio subito dare una preoccupazione che comunque
sul fatto che l'amministrazione comunale fosse nel momento di assunzione della gestione diretta in grado di sostenere economicamente l'operazione. Allora, l'istituto ha precisato che l'ente pubblico rispetto a una società privata ha scopi completamente diversi, non nella finalità che rimane la stessa, la gestione del mercato, ma nell'equilibrio economico-finanziario che deve reggere questa gestione. In altri termini, se una società privata deve realizzare l'utile per soddisfare dei soci, il comune cable, l'ente pubblico, non deve realizzare l'utile per soddisfare i soci. Quindi è sufficiente che la gestione sia alla portata del credito valorizzato sotto il profilo del raggiungimento della economicità. Tanto entra, tanto esce, si fa quasi più sufficiente. Questo è già una risposta importante rispetto a quella che potrebbe essere necessità di realizzare l'utile. E vi è un altro valore, che lo riportiamo dallo Statuto Comunale. Lo Statuto Comunale valorizza particolarmente, oltre al turismo, l'attività della pesca. Dice che l'ente pubblico deve necessariamente fare tutti quegli interventi, tutte quelle attività che sono necessarie per valorizzare, promuovere e sviluppare la pesca. Eventualmente, questo lo aggiungiamo perché è un'attività istituzionalizzata dell'ente pubblico, anche se questo dovesse comportare comunque la realizzazione di una componente negativa di reddito. Quindi è possibile che questo succeda, però cosa ci viene a soccorrere? Da un lato ci viene a soccorrere la minore incidenza dei costi rispetto alla società privata, perché la società privata attuale ad esempio paga un affitto al comune, quindi il comune non deve pagarsi un affitto, quindi questa è una prima componente che già viene meno. La seconda componente è che la società privata deve pagare del personale, che poi sia personale di polizia, sia l'astatore, sia il veterinario, sia il direttore di mercato, sia i soggetti che operano nella ragioneria. La contabilità comunque in ogni caso è una componente di costo forse addirittura più importante rispetto a quella che è la componente di costo riferibile alla locazione. Ora, nella delibera appare chiaro che l'intenzione dell'amministrazione non è quella, né potrebbe farlo, quindi assumere personale, perché non possiamo assumere personale, c'è il blocco delle assunzioni, a livello di straordinario non si possono spendere soldi, abbiamo la necessità in ogni caso ogni anno di garantire un calo del costo dei dipendenti rispetto al biennio precedente, per cui in ogni caso già questa dinamica impedisce a far sì che il costo personale possa lievitare, perché nella delibera si fa chiaro riferimento al fatto che in soccorso a questo si utilizza risorse umane proprie, propri dipendenti, tramite gli istituti di mobilità o di flessibilità. È pur vero, come alcuni di voi hanno giustamente correttamente rilevato, che ci sono alcune attività che per la professionalità che riservano e richiedono ricordono è giusta far sì che queste siano cercate nel mercato e essendo servizi che in questo caso sono fattabili è necessario per farlo. Immaginiamo una gestione del mercato con un astatore che non sa fare l'asta, sarebbe improponibile ed è indubbio che non ci sarebbe la possibilità di uno sviluppo né del conferimento del pescato né della concorrenzialità per i commercianti. Quindi ecco, diverso il passaggio rispetto e sono abbastanza tranquilli sotto questo profilo. Per quanto riguarda sempre l'intervento del consigliere Giro sul conferimento del pescato, io lo dissi in commissione, certo è una scommessa, qualcuno di voi ha usato questo termine prima, è vero, una scommessa, però confidiamo molto sul fatto che una gestione accordata all'ente pubblico del mercato possa servire proprio a raccogliere quell'auspicio che io ho lanciato in commissione, che oggi il Consiglio Comunale ha lanciato anche il consigliere Paolo nel suo intervento, sia raccolta se non nella fase regionale da tutti i pescatori, quantomeno da una buona parte di loro che possa garantire questo conferimento del pescato. Dopodiché è conseguenziale perché sarà un precipitato il fatto che i commercianti vanno nel luogo dove c'è conferimento di pescato e da quello nasce la concorrenzialità. Qui per uno studio di mercato, consigliere Giro, io ritengo importante che ci sia questo periodo, poi hanno usato il termine sperimentale, forse correttamente, impropriamente, perché di fatto non si tratta di una sperimentazione
se non nella tempistica iniziale, quindi il contenuto di questa attività di gestione è piena, è un'attività totale, anche scusate un po' la perplessità, la criticità sollevata dal capogruppo Polini, in realtà la gestione è piena da parte dell'amministrazione, solo che per esigenze connesse alla normativa vigente è una proroga che va fino al 31 dicembre e poi si valuta l'inserimento nel bilancio triennale, come abbiamo detto, della programmazione 2014, quindi è un'urgenza tecnica di diritto amministrativo che dobbiamo direttamente subire. Il testo della legge libera del resto dice sì, va fino al 31 dicembre, ma è programmabile, quindi sarà sicuramente prorogata se l'esperienza è positiva, fino al momento in cui non saremo in grado, sempre come amministrazione, di attivare la gestione comunale del mercato ittico nella sede di Riva delle Caroline. E concludo sempre con riferimento all'intervento del consigliere Giro. L'amministrazione sta già procedendo, non per compartimenti stagni in materia di politica della pesca, ma sta già procedendo a vasto raggio, tant'è che nell'incontro a cui lei ha anche partecipato assieme ad altri componenti anche della minoranza, è stato particolarmente valorizzato a 360 gradi il mondo della pesca nelle tematiche che hanno portato all'agosto del 2012 quando riproposto nell'agosto del 2013, quindi coinvolgendo abbastanza a vario raggio tutto quello che è la severità legata alla politica della pesca. Quanto all'intervento del consigliere Favaro, io non posso che condividerlo nella sua pienezza l'intervento del consigliere Favaro, sia sotto il profilo dell'auspicio della pianificazione della marineria, non sarà in 2 mesi, magari sarà in 2 anni, insomma, però questo è lo scopo da raggiungere, quindi mi associo all'appello che io ho già in commissione e che questa sera viene riproposto. Ecco, sulla criticità sollevata dal consigliere Favaro legata alla possibile professionalità, credo che disponiamo delle risorse umane all'interno dell'amministrazione che possono essere valorizzate in questo tipo di gestione e la rimanente professionalità che è indispensabile alla reperire molto con l'appalto, come avevo anticipato prima. Per quanto riguarda l'intervento anche del capogruppo commisso, condivido nel contenuto, vorrei che risponda probabilmente a quella che è stata la mia mancanza in questo incontro con la pesca, se non sono stato chiaro. Ricordo però che qualcuno fece la domanda diretta, ma poi io sono obbligato a... Dunque, nessuno è obbligato a conferire il prodotto nel mercato all'interno del mercato ittico comunale, lo vuole. L'unica cosa che il conferente deve fare è rispettare la normativa che ha carattere regionale, che è dettata da necessità igienico-sanitarie, che il conferimento passi necessariamente al prodotto di sbarco, si deve essere autorizzato come lo così il comune di Caola, senza l'ASL. È pur vero che dissi in quell'occasione, lo dissi anche in commissione, che tutte queste questioni tecniche, che sono anche particolarmente rilevanti, sia attinente alla questione del punto di sbarco, sia attinente al riordino delle banchine, sia attinente al riordino dei posti del peschereccio all'interno del porto, sia attinenti all'orario in cui si va a fare lo sbarco, sono temi molto importanti che andremo ad affrontare con i conti tecnici nei prossimi mesi, anche avvalendoci di questa fase, tra virgolette, così sperimentale, per capire le criticità. Giustamente il consigliere Favaro ha valorizzato un aspetto, quello di Caola non ha mai amministrato un mercato ittico, neppure lei del consorzio peschereccio come una protettiva. Oggi si propone non un'opportunità, si propone una necessità per le ragioni che ho esposto. Quindi vorrei collegarmi all'intervento anche del capogruppo Morini. Io vorrei che lei cambiasse idea capogruppo Morini nel luce di quello che ha detto, sia sotto il profilo del fatto che non di fase sperimentale se non nella terminologia si parla, e per quanto riguarda la Commissione che un paio di voi in interventi hanno valorizzato, sentito adesso per le vie brevi il segretario comunale, vorrei chiarire se poi la condividiamo questo percorso. Allora, la Commissione viene soppressa in questa fase di regolamento 98 solo perché abbiamo adottato una delibera che la considera a monte un organo non indispensabile. Ma nella formazione del regolamento nuovo è chiaro che la Commissione dovrà sussistere, magari non nella forma attuale che prevede 15 o 13 componenti, perché diventa
di fatto inoperabile una gestione demandata a 13 componenti, ma soprattutto per il fatto che nell'arco di 15 anni sono cambiate molte le dinamiche della pesca. Allora quella rappresentatività che magari richiedeva una formazione di quel tipo della commissione oggi non risponde più per l'esigenza, potrà essere anche più snella e più funzionante. Ma allora prendiamo l'occasione dell'invito fatto dal capogruppo commisso che introdurre la possibilità che sia demandata alla commissione pesca e nei limiti delle competenze della commissione pesca, il cui parere comunque non può essere vincolante se non una commissione consigliare. Io mi sento di dire di sì, di introdurla e di accogliere questa tipologia di richiesta, perché comunque garantirebbe una dinamica maggiore nel confronto su qualsiasi tematica che potrà essere sottoposta alla Commissione. Grazie, Ok, è usuale parlare dopo la chiusura del sindaco, ma solo per precisare che mentre la proposta del capogruppo commisso è di valorizzare una commissione consigliare, la nostra invece di istituzione della consulta della pesca mira a coinvolgere anche in quella fase gli operatori che in una commissione consigliare invece darebbero. Sì, allora in questa fase di questa applicazione del regolamento 98 l'unica cosa che possiamo fare è questa, che duri 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi o 5 mesi, ma è chiaro che la commissione del regolamento in futuro che andrà in approvazione sarà concertato a monte e poi prevederà anche l'istituzione di un organismo collegiale dove l'intero mondo della pesca sarà rappresentato. Allora a supplire a questa carenza applicativa, ovviamente di questa fase, direi che comunque è sufficiente che ci sia questo confronto con il mondo della pesca, con le categorie in questa fase di prima applicazione, quindi anche di applicazione del regolamento, non solo della gestione. Grazie Sindaco. Mettiamo ora i voti di quanto punto l'ordine del giorno, voti favorevoli. 15 voti favorevoli, voti contrari, nessuno contrario, voti astenuti, 2 voti astenuti. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto, voti favorevoli, 15 favorevoli, voti contrari, nessuno, astenuti, 2. Passiamo ora al quinto punto dell'ordine del giorno, regolamento di funzionamento degli orti comunali collocati nell'ambito del parco del pescatore. Relazione all'assessore Anterno. Grazie Presidente. Il regolamento degli orti ha necessitato di essere vagliato per alcuni aspetti che rendono più funzionale l'attività e la gestione degli stessi. Innanzitutto abbiamo pensato di introdurre il criterio ISEE che dia un aspetto punteggio più reale a quelle che è la necessità di bisogno. Quindi per l'ottenimento dell'orto dovrà essere introdotto, oltre, prima c'era la fascia reddituale, oggi invece viene introdotta la fascia di aumento di il criterio ISEE. Inoltre abbiamo introdotto un altro aspetto che secondo me è stato piuttosto importante, cioè la certezza della durata di assegnazione dei 4 anni. È successo nell'esperienza di questi 4 anni che subentravano al cessare o venire meno di altri soggetti che avevano diritto, che avevano fatto le liste e che puntualmente veniva spostata la scadenza di 4 anni, il che significava avere una serie di porti che si rincorrevano nel tempo. Questa scadenza abbiamo dovuto pensarla unitaria, abbiamo introdotto questo inciso criterio per cui dura 4 anni, anche se ci sarà un subentro, lo porterà a termine di questo bando. E l'ultima cosa che abbiamo introdotto è la data non sarà più quella del 31 di settembre, ma sarà quella del 31 dicembre. Quindi anche questa è una certezza della data. L'ultima cosa che c'era apparsa saggia era che abbiamo risposto all'esigenza che c'era stata paventata da alcuni persone che hanno avuto l'orto, era quella di prolungare di altri 2 anni
la concessione affinché si potesse dare la possibilità di godere di primi 2 anni che avevano perso a sarchiare la terra, a tapparla, perché probabilmente aveva portato poco frutto a una terra che era molto da tempo di frutto. Quindi abbiamo spostato al 31 dicembre 2015 la scadenza naturale di questo primo bando per poi rientrare con successivo. Questo sostanzialmente sono i 3 punti chiari. Grazie Assessore. Prego. Io volevo chiedere all'assessore Antelmo se in questo nuovo regolamento per gli orti è compresa anche una componente, qualche obbligo didattico da parte delle persone che poi hanno l'autorizzazione, la concessione. Abbiamo introdotto all'articolo 3 l'ultimo comma, l'ultimo capoverso, che ci riserviamo di mantenere un orto a nostra disposizione proprio per scopo didattico. Così, ma forse è poi probabile che qualcuno di noi sia in grado di insegnare, per esempio, nel modello della scuola. Dico, questi operatori che poi hanno in gestione gli orti devono sentirsi un po' impegnati anche a trasferire, per esempio, qualche scolaresca la loro conoscenza in merito alla cultura degli ortaggi. È proprio giusto quello che mi chiede, perché ribadisco il tema che sono spiegato male. L'amministrazione dell'ultimo capoverso si riserva di mantenere un orto libero da assegnataria a scopo didattico per divulgare l'arte lavorativa agricola durante il progetto educo-didattico in volta particolare della scolastica, il che significa che in accordo con la scuola troveremo sicuramente la possibilità di educare i nostri figli a quello che è l'arte della cultura. Grazie Assessore. Il Consigliere Fava, prego. Volevo approfittare della discussione per ribadire una richiesta che abbiamo già posto in commissione ed è questa. Noi oggi parliamo dell'aggiornamento del regolamento orti per anziani e va benissimo, posso già anticipare che esprimeremo voto favorevole. In commissione però ho presente anche che probabilmente sarebbe utile, necessario e risponderebbe a un bisogno della popolazione anche affiancare al progetto Orti per Anziani un progetto che riguardi sempre gli orti, però rivolto ad una popolazione non necessariamente anziana. Il regolamento dice che per ottenere l'orto in concessione, in affitto, bisogna avere almeno 55 anni, bisogna essere pensionati. Io credo che, soprattutto in tempi di difficoltà, di crisi economica, una buona politica sociale che il Comune potrebbe mettere in campo, politica che va a fornire non tanto un aiuto economico quanto gli strumenti per avere un'autoproduzione alimentare attraverso l'orto, questa politica possa essere benissimo attuata e rivolta a una popolazione non necessariamente anziana. Credo che avremo delle positive sorprese nel riscontrare che effettivamente ci serve una risposta ad un'offerta di questo tipo, cioè se mettiamo a bando 10 orti per famiglie con età inferiore ai 55 anni, con criteri sempre di selezione, di accesso sulla base della situazione economica, eccetera, probabilmente troveremo una buona adesione. Quindi l'invito che rivolgo all'amministrazione è quello di valorizzare eventuali superfici di terreni di proprietà comunale, se non ci sono, trovare il sistema anche per acquisirle superfici per avviare un progetto di orti che abbiamo per la popolazione senza vincoli dei tassi. Se posso, grazie Presidente, la sensibilità che ha dimostrato il suo Fabro e la sensibilità anche di questa amministrazione. Non abbiamo proprio pensato a come organizzare questa cosa, ma di certo nell'ideale si può favorevole perché conosciamo le situazioni di disagio di molte famiglie che fanno fatica anche a comprare la frutta e la verdura, quindi potrebbe essere, per dire, una spinta emotiva, utile e capace
di poter attivare altre attività. No? Quindi sicuramente ci penseremo, rifletteremo alla vostra proposta e vedremo di trovare la soluzione, però io ritengo che sia accettabile. Grazie Assessore. Mettiamo ora ai voti il punto all'ordine del giorno, voti favorevoli. Il Consiglio approva l'unanimità. Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno, concessione del diritto di superficie in favore della parrocchia Santo Stefano di area comunale. Relazione all'assessore Cino. Il Comune di Caore detiene il proprio patrimonio un piccolo terreno con sovrastante non fatto religiosi, siti in Sanzonessa, Olio 42, Maspale 1242, la superficie di metri quadrati 4,20, superficie reale di metri quadrati 5,90. Il Comune ne è divenuto proprietario a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia, sezione di San Carlo, numero 272 2012, che è stato effettuato in data 15 novembre 2011 al numero 0137246. Detta sentenza è frutto di una causa proposta dal sindaco di Caore in ordine alla verifica dei requisiti per il riconoscimento in capo alla civica amministrazione dell'acquisto del terreno avvenuto nel lontano 1974, una parte, e nel 1977 per una seconda parte, di allora proprietà del signor Barnella Mario. Sovrastante l'area ad oggi alimentare di Petronelle risulta edificato sin dalla prima metà degli anni 70 un manufatto certificato in metallo ad uso chiesa di rito canonico di pianta rettangolare avente di dimensioni circa 10 per 13,80 della chiesa di Caratesi. In data 14 agosto 2013, con nota protocollo 2665 la parrocchia di Santo Stefano Romario di Caore ha chiesto a questo comune la concessione di diritto di superficie perpetua e la richiesta da destinare appunto nella popolazione di Sanzonessa. In relazione alla richiesta, questa amministrazione comunale, alla luce della quale il futuro sviluppo della zona, ritiene di concedere il richiesto diritto di superficie alla parrocchia dell'area e del manufatto sul fabbricato per attività religiosa catastramenti individuali al foglio 42 Mappale 1342 di metri quadrati 4,20. Considerata la vocazione pubblica della destinazione proposta, qui sono correlate le utilità tipiche delle opere di urbanizzazione. Il diritto di superficie che come esempiato si intende il concetto e che sarà progettato e registrato con successivo atto pubblico sarà regolato secondo lo schema allegato alla lettera. Per quanto concerne il prezzo, questa amministrazione, considerato l'uso e lo scopo che il bene dovrà mantenere, intende applicare il prezzo proprietario di 10 euro per tutta la durata della concessione. Visti naturalmente tutti i pareri favorevoli, con pareri di giustizia e uguaglianza tecnica e quant'altro, si chiede di concedere a favore della parrocchia Santo Stefano Romario e Consiglio di Caore il diritto di superficie del terreno con sovrastante non parte del fabbricato, sito in Caore, località Sanzonessa, foglio 42 Maspale 14,20 metri quadrati 4,20, per destinarlo appunto alle attività religiose secondo lo schema della qui allegato verso il corrispettivo forfettario di 10 euro. Si dare atto che ogni spesa e onere relativa alla sottoscrizione dell'atto di tasca si sarà a carico della parrocchia concessionaria, che autorizzare il dirigente del settore servizi tecnici a stipulare il relativo atto pubblico con facoltà di sottoscrivere eventuali clausole specifiche rogante a ponersi in sede di stipula dell'atto qui allegato. Dare atto che la stipula è subordinata al funzionamento della procedura di acquisto del diritto di superficie da parte della curia vescovile o di altri organi ecclesiastici. Grazie Assessore. Se non ci sono interventi mettiamo i voti. Capogruppo Moreno. Solo una chiarimento, scende da un dubbio che mi è sorto ascoltando la lettura del testo da parte dell'assessore. L'area è prossima a quello che dovrebbe essere l'insediamento denominato Plavis. L'area Sanzonessa è prossima a quello che è l'insediamento denominato Plavis. Quell'area prevedeva l'inserimento di un'area per l'edificazione di un edificio di culto? Allora, il piano di riorganizzazione legato all'intervento Plavis 1 e anche
questura come passaggio di proprietà, prevede che vi sia necessità ancora di un'ultimazione di quelle opere, tant'è che alcune parti di quel sedime gravano ancora a livello di componente di spesa sulla società all'epoca lottizzante, che non è stata in grado ancora di esaurire le opere pubbliche e consentire alle gestioni comunali di collaborare all'opera e pertanto assumersi il costo della gestione, l'eliminazione della via, perché spesso emerge questo problema. Inizialmente all'epoca l'amministrazione aveva in previsione che lì dovesse sorgere la nuova chiesa della Lione di Sansonessa, ma sul pronto, tra l'altro io non ho trovato documentazione, devo dire, ma così mi è stato riportato. È stato espresso una non disponibilità da parte della Commissione Cortile a realizzarla in tale sito. Anche a prescindere tra l'altro da questo, la necessità di sistemare la questione dell'attuale chiesa è una necessità per cui si è avuto un contenzioso avviato, se non ero 3 o 4 anni fa, è venuta in sentenza lo scorso anno, si è dovuto sanare la situazione. Sindaco, prego Fogorini. Anche per la dichiarazione di voto, se prendo atto dell'illustrazione del sindaco, che peraltro poi lascia quindi spazio a un'interpretazione di questo tipo, non si può prevedere attualmente che la Curia Vescovile abbia intenzione di edificare quell'area che è stata gesto del piano urbanistico attuale di un nuovo edificio di culto, per cui l'edificio di culto che vivevano di San Antonio sarà quello per il quale oggi andiamo a deliberare l'istituzione dell'edificio. Grazie Consiglio Fogorini. Mettiamo i voti, sono favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo ora al settimo punto dell'ordine del giorno. Mozione avente progetto istituzione di un collegamento con servizio per via navigante di traghetto d'uso ciclo pedonale tra Cava e Capoluogo e le zone di Valleggi di Brussa. Prego, Capitolo Fogorini. Grazie Presidente. Do lettura del testo della mozione. Premesso che nel territorio del comune di Cavole, alle foci del fiume di Venta, nel periodo della stagione balneare, è attivo ormai da anni un servizio di collegamento per via navigabile con traghetto tra Cavole e Capoluogo e Porto Santa Margherita. Tenuto conto che l'altro servizio manca per il collegamento tra Cavole e Capoluogo, zona di Falconera, le zone di Valle Vecchia di Brussa, considerato che per raggiungere la località di Brussa e Valle Vecchia lungo le strade urbane provinciali devono essere percorsi circa 30 km. Analogo percorso devono effettuare i cittadini che abitano in suddette località per raggiungere il capoluogo, mentre con un collegamento che viene navigabile con traghetto di distanze da rendono naturalmente ridotte. Visto che, come per il servizio di collegamento per via navigabile tra Cava e Capoluogo e Porto Santa Margherita, anche per il collegamento con Valle Vecchia e Brussa, vi è l'esigenza di assicurare un servizio importante per la mobilità urbana di tipo ciclo pedonale, in particolare riferimento alle scelte di sostenibilità ambientale previste dall'Agenda 21, che impongono l'adozione di misure idonee a ridurre gli effetti negativi del traffico veicolare urbano, specie nei mesi estivi, valutato che al fare del collegamento con Porto Santa Margherita e quello con Valle Vecchia e Brussa contribuirebbe all'integrazione socio-economica e di comunicazione tra le due zone, oltre alla valorizzazione della suddetta zona di